Ciao dalla casa delle farfalle. I bruchi che osserviamo su queste foglie, che ormai quasi completamente mangiate, sono probabilmente i bruchi più brutti del mondo. Imitano escrementi di uccello. Ovviamente si tratta di una strategia antipredatoria, anche perché i principali predatori di farfalle sono proprio gli uccelli, quindi sembrare un escremento del tuo predatore, in effetti potrebbe essere una buona strategia per non attirare i predatori stessi. Sono bruchi di Papilio toas, un papilionide dell'America tropicale. L'adulto è molto bello, giallo e nero con queste bellissime code. Questi bruchi possiedono anche un'ulteriore difesa contro i predatori. Se vengono infastiditi, emettono due cornetti da dietro la testa chiamati osmeterio, teneri, carnosi, di un colore giallo-rosso, che producono un odore sgradevole e contengono acido butirrico, una sostanza deterrente, e questo tiene lontano sia i predatori ma anche i parassitoidi, piccoli insetti che a volte si appoggiano sul bruco proprio per deporvi le uova all'interno. I bruchi ovviamente devono disporsi sulla pagina superiore delle foglie, anche perché un escremento di uccello sotto una foglia sarebbe poco credibile.